A tutti buonasera dal Savio di Cesena, convegno di sabato 28 agosto, prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 4 anni, ritirati Bandinelli, Rec e Bernardina TC. Restano 8 al via, 1 Barbini Jet, 3 Batman GF, 4 Bendorial Mail, 5 Brufenoil, 6 Brina Bug, seconda linea 7 Bassù ZS, 8 Bonita Cis, 9 Bocio, 10 Bocio Fez. I favori per Bendorial May numero 4 Filippo Monti, macchina che accelera. In partenza l'errore di numero Brufenoil, 5 mentre Brufenoil squalificato. mantiene il vantaggio Barbini Jet, all'esterno veloce anche Brina Bug, poi Bendorial May più indietro, in seconda posizione rimane Bassù ZS che ha colto buona partenza in scia Barbini Jet, che completa i primi 200 in 16,2 e guida sullo stesso Bassù, mentre all'esterno è rimasta Brina Bag e si adegua. Nella scia c'è Bendorial Mail, mentre in terza posizione lungo la corda dovrebbe essere Batman GF, intanto 33,8 addirittura per i primi 600, così ne approfitta Brina Bag per riportarsi sul leader Barbini Jet, che fin qui ha moderato sensibilmente il ritmo e i 600 se ne vanno in 51,6. Davanti alle tribune, in vantaggio Barbini Jet, all'esterno Brina Bag, poi lungo la corda rimane Bassù ZS con Bendorial Mail in terza posizione. Al largo c'è Batman GF e via via gli altri, con il primo giro che se ne va addirittura in 1,6,9. Davvero andatura turistica fin qui per Barbini Jet, che si mantiene in vantaggio anche al chilometro con una frazione ancora in 16,5, 1,23,4 il passaggio ai 1000 metri. Barbini ora prova ad accelerare con Brina Bag che rimane lì e Bassù ZS che aspetterà soltanto di trovare spazio per correre. Bendorial Mail più indietro. Intanto ultima curva affrontata con Barbini Jet leader, ora c'è stato un 15,1 di parziale. Bassù ZS prova a spostare ai 200 conclusivi, ingresso in retta d'arrivo con Barbini Jet in vantaggio. Bassù ZS che scatta a centropista e lo sopravanza in un amen. Passa in vantaggio Bassù ZS e si stacca per vincere nettamente sullo stesso Barbini Jet, che mantiene il secondo davanti a Brina Bag e Bendorial May nell'ordine. Il successo per Bassù ZS, in sediolo Fabrizio Martinelli per il training di Roberto Faticoni. Si è limitato a correre praticamente i 200 metri conclusivi e gli sono bastati per fare il vuoto. Barbini Jet, nonostante il ritmo da crociera per oltre 1 chilometro, ha dovuto adeguarsi al secondo posto, ma a distanza netta, come vedete dalle immagini, mentre per il terzo emerge ancora Brina Bag che se l'è fatta tutta scoperta all'esterno.